Pronti? 1, 2, 3. Buona la seconda con veloce Castore Lux che precede Astecca Dimar, poi Rossano, all'esterno punta in avanti Vasterbo, Sky High che ha contenuto Chapeau 3, quindi Cico dei Daltri dalla seconda fila, Castore Lux che va in mano, si presenta e ottiene strada Vasterbo, Sky High Numero che 9, passa Cefalo Jet, a condurre squalificato. dopo 300 metri di corsa. Asterbo Sky al comando e Chapeau che va con decisione all'esterno e attacca. 31 per i primi 400 metri di corsa, Chapeau che prova ad attaccare Vasterbo Sky High, il quale replica. In corda rimane Castore Lux, poi Astecca Dimar, seconda pariglia per Cico dei Daltri. 15,4 la curva di destra, 46,4 per i primi 600. Altra bordata da parte di Chapeau a Vasterbo Sky High che si deve impegnare per ribattere. C'è una frazione violenta sulla retta opposta alle tribune. 14,6 di paletto, 1,1 per i primi 800 di corsa. Vasterbo che replica Chapeau, in corda rimane sempre Castore Lux che precede Astecca Dimar. All'esterno in pariglia Cico dei Daltri, 1,16,4 il primo chilometro, terza pariglia esterna per Caravaggio Griff che precede Cicerone Jet. Davanti alle tribune proseguono in dibattito aperto Vasterbo Sky High e Chapeau che danno vita a un bel duello, un'altra frazione in 14,8 davanti alle tribune. Vasterbo al comando, all'esterno Chapeau, in corda Castore, poi Astecca Dimar, in pariglia Cico dei Daltri che si sembra voler preparare a spostare. 15,4 per la piegata di destra, Vasterbo in vantaggio, Chapeau all'esterno, muove ora in terza ruota Cico dei Daltri, in corda rimane Castore Lux avanti ad Astecca Dimar, quindi Caravaggio Griff quando siamo a 400 metri dalla conclusione. C'è un 15,2 sulla retta opposta alle tribune, viaggia bene il treno alla corda con Castore Lux che segue le mosse di Vasterbo Sky High, poi Astecca Dimar in mezzo alla pista, prova a venire Cicerone Jet, poi gli altri all'ingresso della dirittura d'arrivo. Vasterbo Sky High è in vantaggio nei confronti di Castore Lux, si infila di dentro Astecca Dimar, Castore che va su Vasterbo e tende a passare, Castore Lux che nel finale viene a vincere nei confronti di Astecca Dimar. Al terzo uno stanco Vasterbo Sky High, a completare il quartet il 12 di Zobeider, il quintet il 14 di Caravaggio Griff. 31 ad arrivare, 1,16,2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Castore Lux. Enrico Bellei in salchi, Marco Azzaroni da programma al training, la signora Anna Fiorentino alla proprietà. Per il successo del numero 2 dello schieramento, Castore Lux che corre di rimessa, segue le mosse di Vasterbo Sky High che viene attaccato nella prima metà di gara dal rivale Chapeau. Si deve arrendere però anche per il secondo ad Astecca Dimar in numeri 2, 3, 4, 12, 14, la probabile combinazione del quintet. Con il successo per Castore Lux, Enrico Bellei, Marco Azzaroni, Anna Fiorentina.
Countdown a 0 per la quinta corsa. Bel confronto per cavalli di 3 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera. Corsa equilibrata con discreti soggetti al via, sono in 8 dietro le ali della macchina. Autostart in movimento, l'1 Fiordalisa Blu, 2 Florida Lubi, 3 Felina Jet, 4 Phil Loved Bus, 5 Futura Lakshmi, 6 Fitness Griffin, seconda fila 7 Firefox di Giovi, 8 Fangio Cor. Favorita giocata Futura Lakshmi, Enrico Bellei per Afrim Schmidra numero 5. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Sbaglia Felina Jet, va al comando Phil Loved Bus nei confronti all'esterno di Futura Lakshmi. Numero 3 Felina Jet squalificato. Tende a passare dopo 100 metri di corsa. Vantaggio Futura Lakshmi nei confronti di Phil Loved Bus, terza posizione per Fiordalisa Blu che ha un'incertezza ma si rimette al volo. Poi Fangio Core all'esterno, Fitness Griff. Se ne vanno i primi 400 metri di corsa in 30 spaccati. Vantaggio Futura Lakshmi nei confronti di Phil Loved Bus. Fiordalisa Blu in terza posizione, avanza allo scoperto Fitness Griff che si porta in scia Florida Lubi. 600 se ne vanno in 46 spaccato. Passaggio davanti alle tribune. In vantaggio Futura Lakshmi, in seconda posizione rimane Phil Loved Bus che precede Fiordalisa Blu. Poi all'esterno Fitness Griff, ancora Florida Lubi. Ultima posizione Firefox dei Giovi numero perché galoppa 8 Fangio Cor squalificato. 1-1 per la metà gara di Futura Lakshmi che prosegue in vantaggio in controllo nei confronti di Phil Loved Bus. All'esterno sempre Fitness Griff che per ora non affonda il colpo al chilometro in 1:16,5. Futura Lakshmi continua ad andare in controllo, all'esterno sempre Fitness Griff, in corda Phil Loved Bus, poi Florida Lubi inizia ad accelerare in progressione. Ora la battistrada che stampa un 14,2 per la retta opposta alle tribune. Fitness Griff sempre all'esterno che non dà la destra libera a Phil Loved Bus, poi ancora Fiordalisa Blu e Florida Lubi. Quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo tira indietro più possibile Enrico Bellei, insalchi a Futura Lakshmi per lanciarla all'ingresso in retta. In vantaggio Futura, all'esterno Fitness Griff sul passo, di dentro Phil Loved Bus, in vantaggio Futura Lakshmi nei confronti di Fitness Griff. Sbaglia Phil Loved Bus, vince Futura Lakshmi nei confronti di Fitness Griff. Al terzo finisce Florida Lubi. 29-1 ad arrivare, 1:14,5 ragguaglio cronometrico per il successo in coast to coast di Futura Lakshmi. Enrico Bellei in salchi per il training di Afrim Schmidra. I colori del signor Cosimo Brigante, vince la figlia di Maharaja e Mythical Kronos in percorso di testa. Seconda ottima tutta strada di fuori Fitness Griff. Al terzo emerge Florida Lubi.